Buonasera, ben ritrovati. Ringrazio per essere qui con noi la Presidente della Provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto, benvenuta. Grazie, buonasera. Io Assolutamente indispensabile, quindi buonasera. la zona è coperta. Sì, buonasera Fioravanzi, sono Stefano da Portogruaro. Buonasera. Prego. Buonasera. Io per prima cosa volevo fare gli auguri con un giorno di anticipo alla Presidente Ecco perché ero felice Zaccariotto, dei complimenti. visto che domani è il suo Da domani è una tosetta un anno in più, voglio dire. però non li dimostra. Grazie, so. Stefano. Anzi, io mi auguro che la Presidente venga anche più spesso da lei, no? Comunque volevo parlare della sanità nel Veneto orientale, vorrei un po' capire com'è la situazione, perché l'assessore regionale Stival in un primo momento era favorevole alla creazione di un ospedale unico, poi adesso invece lui si sta battendo in pratica affinché rimangano gli ospedali di Portogruaro e di San Donà di Piave. E poi il presidente della conferenza dei sindaci, Camillo Paludetto, ha dichiarato che i vertici regionali negano sempre la disponibilità a confrontarsi con il territorio, però l'onorevole Forcolin ha detto invece che questa disponibilità Stefano, ti stai vedendo in televisione, fermiamoci qua. Ok, Tanto c'è la va questione dei due ospedali, appunto a Portogruaro e San Donato, dove c'è anche la casa di cura Rizzola. Sì, non solo, io ringrazio Stefano e lo saluto con piacere. Anche perché le garantisco che finisce dritta dritta su YouTube, quindi bene, stia attenta a cosa dice, perché No. sono certo che questo pezzo verrà enucleato e messo su YouTube. No, lo ringrazio, sono abituata, quindi ringrazio anche di questo. La questione della sanità della nostra ASL è una questione molto dibattuta, devo dire, a livello quasi giornaliero. Tra l'altro Stefano sa molto bene che lunedì c'è stato a Portogruaro un consiglio comunale straordinario per discutere proprio del problema della sanità e c'era la presenza anche del direttore generale Stocco, oltre che ovviamente dell'amministrazione comunale e anche di altri sindaci del territorio. Purtroppo, per fortuna, ma sembra purtroppo per i costi, noi abbiamo il problema di avere 3 strutture ospedaliere, perché ricordava lei, Fioravanzi, San Donà, Portogruaro, la casa di cura, ma abbiamo anche l'ospedale di Jesolo, Giusto, sì. che è una realtà importante visto e considerato le presenze turistiche che noi abbiamo e quindi un'immagine anche che noi portiamo all'estero, no, di sanità, però abbiamo anche una sanità nel Veneto orientale verso la quale poco si è investito negli anni e quindi abbiamo problemi di personale, di strutture obsolete, di tecnologia che non è all'avanguardia e nemmeno all'altezza della tecnologia che viene offerta dalle strutture private. Abbiamo purtroppo una continua competizione tra quello che è San Donà e quello che è Portogruaro, quindi approfitto di questa occasione perché ogni volta che io come sindaco faccio la battaglia per l'ospedale di San Donà sembra che la faccia contro l'ospedale di Portogruaro, perché poi se porta a casa uno sembra che l'altro ci debba assolutamente rimettere. Io credo che quando si parla di sanità si debba parlare di territorio e quindi come sindaco e come presidente della provincia io ho solo l'interesse che nel mio territorio ci sia una sanità che funziona. Oggi non abbiamo più il problema di fare i 20 chilometri, perché una persona per avere un servizio di qualità e di professionalità è disposta a fare tutta la strada possibile e immaginabile. Oggi dobbiamo unirsi insieme per chiedere alla Regione Veneto che la sanità del territorio del Veneto orientale venga considerata al pari della sanità di altre ASL. Invece è rimasta dimenticata Jesolo, nel corso di questi anni. San Donà, Portogruaro devono rimanere tutti? Allora, ci sono ormai progetti, c'è una programmazione che stabilisce per la struttura ospedaliera di San Donà un servizio più legato sicuramente al pronto soccorso, quindi come prima risposta da dare alle persone che hanno problemi ovviamente di sanità, e poi per l'ospedale di Jesolo è stato individuato un servizio riabilitativo. Il futuro sarà Portogruaro? No, sono San Donà e Portogruaro. Jesolo diventerà struttura riabilitativa e di pronto soccorso. Dopo è ovvio che non ci devono essere doppioni perché comportano dei costi e quindi ci deve essere una divisione dei vari reparti tra quello che è San Donà e quello che è Portogruaro.